L'esercito italiano. Ok, buongiorno a tutti. Cavallino Treporti, sono emozionata nel rivedere il video che conosco benissimo. Cavallino Treporti, come avete visto, è un luogo. Io amo chiamarla isola. È in realtà un litorale compreso tra il continente Jesolo e Venezia. L'isola di Cavallino Treporti è immersa nella natura, circondata dal mare e dalla laguna di Venezia. Quando voi entrate a Cavallino nella porta di terra, quindi attraversate l'unico collegamento che Cavallino ha con il continente, cioè il ponte di Cavallino che passa sopra il Sile, detto anche Piave Vecchia, voi entrate in un'oasi di natura, la natura vi viene incontro. I punti forti di Cavallino sono sicuramente il contatto con la natura. Vivere questa dimensione, per chi ama andare in bici, sicuramente ama stare a stretto contatto con i panorami. Un altro punto di forza di Cavallino è la sostenibilità. In questi anni l'amministrazione sta veramente investendo tantissime energie e risorse perché vogliamo che Cavallino Treporti sia sostenibile. Dal punto di vista delle strutture, delle opere grandi, abbiamo investito più di 13 milioni di euro affinché Cavallino diventi un territorio ciclabile. Chi mi ha preceduto ha parlato appunto di restituzione del territorio alle persone e questo è stato il nostro mantra, cioè restituire il territorio alle persone. È un territorio che è vissuto 365 giorni all'anno, quindi abbiamo 13.000 persone che vivono e che possono spostarsi in bicicletta. Questa azione di restituzione e di direzione verso la sostenibilità abbiamo voluto inserirla fin dai primi anni di vita, quindi abbiamo attuato dei progetti anche nelle scuole, siamo affiliati alla FIAB e la prossima settimana riceveremo di nuovo il riconoscimento, spero di nuovo confermati 5 Bike Smile, perché, ripeto, stiamo investendo e crediamo molto nella ciclabilità. I progetti scolastici sono, per esempio, tutti a scuola in bici o a piedi e per far questo abbiamo circa
60 chilometri di piste ciclabili in poco più di 13 chilometri di costa. Quindi natura, il primo punto di forza, ciclabilità, il secondo punto di forza, un circolo virtuoso. A me piace definirlo così perché ogni anno bisogna mettersi in gioco e andare avanti nell'investimento di questo sogno. Qualche mese fa abbiamo inaugurato, ecco nel video non c'è, ma probabilmente perché c'è l'effetto sorpresa di domani di chi farà il percorso e arriverà a Cavallino Treporti, mancano le immagini della pista ciclabile del Respiro, lunga 7 km, in realtà 5 sono a sbalzo sull'acqua, sulla laguna di Venezia. È la pista ciclabile più lunga d'Europa a sbalzo sull'acqua. Stiamo già lavorando affinché sia 7 chilometri a sbalzo. Domani chi passerà attraverserà dei punti panoramici che in gergo a Cavallino Treporti vengono definite piarde, sono delle aree dove ci si può fermare. Noterete che ci saranno dei cantieri e ci sono dei tratti invece in cui si corre sul sedime stradale. Qui tratti là il prossimo anno o insomma nel giro di pochi mesi diventeranno comunque a sbalzo. La gastronomia, avete visto i cuochi che impastavano la pizza e anche friggevano il pesce. La gastronomia è un altro punto di forza di questo bellissimo territorio. La politica di Cavallino è di utilizzare i prodotti a chilometro zero, non solo nei meravigliosi orti che definiamo giardini proprio per la minuziosità dei dettagli e la cura che gli agricoltori e le aziende di agricoltura appunto mettono ogni anno nelle mani sapienti di chi ci lavora, ma anche per quanto riguarda invece i piatti di pesce ci sono sicuramente delle caratteristiche e dei gusti particolari. Cito qualcuno, visto che siamo in orario di pranzo: le masanette fritte, per esempio, le moecche, le castraure nel mese di aprile e maggio. Cavallino Treporti ha il violetto, è un piccolo carciofo che viene mangiato crudo o fritto ed è una squisitezza, una particolarità di Cavallino Treporti e della vicina isola di Sant'Erasmo. Poi un altro punto di forza, adesso politicamente ovviamente mi espongo, ma è un punto di forza che ha questa amministrazione, è il coraggio di attuare delle scelte importanti, come mettere per esempio alcune zone con la limitazione dei chilometri orari a 30 all'ora, ma soprattutto la scelta più grande è stata quella di mettere la ZTL a Lio Piccolo, e cioè chiudere la strada alle macchine nel sabato e domenica per far sì che le persone scelgano di andare a Lio Piccolo, in un borgo antichissimo dove c'è un'unica strada che porta le strade e le riporta indietro, le macchine, scusate, e le riporta indietro, una strada stretta perché è circondata tra l'altro dalla laguna con tutti i vincoli ambientali che ci sono. Quindi il coraggio di dire: se vuoi andare a Lio Piccolo vai a piedi o in bici, a meno che tu non voglia mangiare, e allora hai la prenotazione del ristorante. Questa è stata una scelta coraggiosa, proprio perché chiaramente abbiamo dovuto attuare tutta un'altra operazione di parcheggi, bike sharing e sensibilizzazione delle persone. Amo definire Cavallino Treporti un'isola, perché in quest'isola si vive veramente bene. In 7 anni abbiamo festeggiato più di 30 centenari. Ora, Cavallino non è come l'isola di Okinawa, l'isola dei centenari vicino al Giappone, chiaramente, però potrebbe diventarlo, nel senso che a Cavallino Treporti si vive molto bene e le vacanze trascorse a Cavallino sono ricche di esperienze.
un ospite, li definiamo così i nostri turisti. Cavallino è la capitale europea dell'open air. È veramente, avete visto i parchi acquatici, sono all'interno dei campeggi, e dire campeggio per le nostre strutture ricettive è piuttosto riduttivo. Sono degli alberghi diffusi, ricchi di tantissime attrazioni, e quando una persona, un ospite viene in vacanza a Cavallino può addentrarsi in questo mondo immerso nella natura, ripeto, e vivere delle esperienze dirette come uscire in canoa, uscire in barca a vela, uscire in bicicletta, e portarsi a casa quell'aspetto che noi sportivi, noi ciclisti, definiamo quella parte esperienziale che non puoi trovare in nessun catalogo, ma è una ricchezza che la persona vive e si porta per l'eternità. Grazie, io finisco. Grazie, io rappresento un consorzio BIM, in realtà potrei anche allargarmi sui 3 consorzi BIM dell'intero Piave. 2 parole su cosa sono i consorzi BIM, perché forse non tutti lo sanno. Sono sostanzialmente dei consorzi obbligatori di comuni, obbligatori perché la legge prevede che una parte di quelli che sono i guadagni di chi sfrutta a livello idroelettrico i territori, una parte di questi guadagni poi vengano redistribuiti sui territori con delle attività di sviluppo sociale, ambientale e anche economico. In particolare il consorzio BIM del Basso Piave, che appunto raduna i comuni della parte bassa del Piave, è proprietario di più di 50 km di pista ciclabile in sede propria all'interno delle golene del fiume Piave, della Piave Vecchia, o in concessione sugli argini del fiume. Quindi sostanzialmente stiamo parlando di itinerari molto adatti nel caso della manifestazione alle gravel, perché comunque anche per vincoli ambientali sono in ghiaino stabilizzato, non sono asfaltati, e sono gestiti completamente da questo ente. Penso che stiamo lavorando bene, in quanto molte amministrazioni poi ci chiedono anche la gestione, la possibilità di gestire anche dei itinerari che non sono di nostra competenza, quindi in convenzione, però è uno sforzo abbastanza importante, perché chiaramente gli svantaggi sono il fatto di una manutenzione del verde, dei rovi che invadono questi tipi di piste ciclabili, però di contro sono ambienti veramente, si corre a fianco al fiume, si corre nella natura, e in territori di pianura come questi anche in estate vuol dire correre in bicicletta all'ombra e comunque in luoghi che consentono poi di fruire del percorso anche a metà giornata. Chiaramente parliamo anche di ambienti che sono soggetti a piene fluviali. Essendo all'interno della golena, il fiume in caso di piena si prende i suoi spazi, quindi in realtà non si tratta di esondazione ma del naturale corso degli eventi, e quindi anche delle spese eventualmente di ripristino. Questo porta a volte alle critiche di dire: ma ha senso avere un itinerario ciclabile all'interno delle golene di un fiume? E la risposta è sì, nel senso che effettivamente la bellezza dei luoghi vale lo sforzo in qualche misura. Ho parlato dei 3 consorzi BIM, anche quello della provincia di Treviso e della provincia di Belluno, in quanto l'idea che stiamo portando avanti è quello di un itinerario dell'intero Piave dalle sorgenti fino alla foce. Diciamo che per la parte bassa e tutta la provincia di Treviso l'itinerario è già presente, chiaramente sono 170 km a partire sostanzialmente dalle sorgenti del fiume fino a Cortellazzo in comune di Jesolo, però se si pensa solo alla provincia di Treviso è un anello sia in destra che a sinistra Piave, quindi parliamo di 160 km di pista ciclabile solamente in provincia di Treviso.
È un territorio che si presta sicuramente alla ciclabilità. Prendete solamente questo fine settimana, passiamo da Pavé, che è una manifestazione gravel, ad arrivare invece all'estremo di un Ironman 70.3 con biciclette da cronometro, quindi questo territorio in questo fine settimana vede proprio un po' i due estremi. In più, appunto, c'è questo collegamento anche con il comune di Cavallino Treporti, che è un comune che effettivamente è molto sensibile al tema ciclabile e su cui ha anche un target turistico che effettivamente va in questa direzione. Noi abbiamo unito come Consorzio BIM anche l'idea di mettere insieme la navigabilità, quindi abbiamo realizzato 8 pontili per le houseboat, che è un altro tipo di turismo che è fortemente in crescita nei nostri territori. Si tratta della navigazione interna sulla litoranea veneta, quindi non in mare, è un modo di fruire attraverso appunto delle barche su cui si può, sono un po' dei camper su acqua, però effettivamente è necessario fermarsi sia per fare rifornimento, ma anche per visitare il territorio, e quindi abbiamo creato questi hub di interscambio tra le biciclette, il mondo della bicicletta, delle nostre piste ciclabili e anche le houseboat, e in più la questione delle canoe. Pensando appunto al discorso appena fatto su Cavallino, io sono un tecnico, sono un progettista anche, e ho fatto una parte dei progetti, tutta la pista ciclabile che arriva adesso, quella che anticipa quella del respiro, e anche il famoso collegamento, si è parlato di un'isola, Cavallino è un'isola è unita da questo ponte. Siamo riusciti un paio d'anni fa finalmente a rubare un po' di spazio alle auto e è un ponte a 4 corsie, e a creare in una corsia una pista ciclabile. Ha necessità, vedrete, ancora di interventi, perché l'abbiamo separata semplicemente con dei New Jersey, però anche solo a livello simbolico è stato un primo risultato per mettere in collegamento in modo sicuro appunto, chiamiamola la terraferma di Jesolo con Cavallino Treporti. E qua mi nasce un ragionamento che faccio sempre ogni volta che vado in bicicletta. Io penso che nel curriculum dei progettisti serva anche essere ciclisti, almeno per quando si parla di ciclabilità o di piste ciclabili, perché effettivamente non è, diciamo che è facilmente sanabile questa cosa, basta andare in bicicletta, per fortuna, però effettivamente essendo io ciclista, trovandomi in alcune condizioni, ci si domanda proprio a volte come siano pensate o progettate queste piste ciclabili. Il fatto che si veda spesso ciclisti che corrono sulla strada piuttosto che nella pista ciclabile a fianco è semplicemente per un senso di sopravvivenza rispetto ai pericoli che si corrono. Si mette sul piatto della bilancia, è più pericoloso correre all'autostrada o nella pista ciclabile a fianco, e non è il caso di Cavallino. Però effettivamente penso che serva nel curriculum di un progettista anche questa cosa. Il nostro obiettivo chiaramente è quello di continuare a preservare e implementare questo servizio, ci crediamo fortemente, però chiaramente lottiamo anche un pochettino su alcune questioni economiche, proprio di riuscire a mantenere questo tipo di ciclabili, perché comunque diciamo che essendo chi farà la manifestazione domani lo vedrà, correndo praticamente al lato del fiume, il fiume fa il suo lavoro, si mangia le rive, e mangiandosi le rive si mangia anche pezzi di piste ciclabili. L'ente regionale non interviene dal punto di vista della sicurezza idraulica fin tanto che questa frana non mette in pericolo l'argine, quindi in qualche modo il ripristino è in capo alla proprietà che è appunto del consorzio. E dopo, ecco, un'altra questione è che il riconoscimento degli itinerari principali spesso viene fatto con alcuni requisiti che sono sacrosanti, di percorribilità, anche di manto, che potrebbe essere manto stradale asfaltato piuttosto che un pochettino più selvatico come il nostro. Però questo
ci taglia fuori sostanzialmente da quelli che sono i canali principali magari di finanziamento sia per la manutenzione che per la promozione, e pensiamo che nel panorama delle ciclabili possano esserci come itinerari importanti anche a livello di carattere regionale anche le piste ciclabili che siano appunto fatte per correre non solamente con delle city bike o delle grazielle, ma anche con, appunto, con la gravel o delle mountain bike. Grazie. Allora, buongiorno a tutti. Descriverò brevemente quali sono i percorsi, perché ormai chi mi ha preceduto ha già parlato di questa bellezza del nostro territorio, e volevo semplicemente aggiungere che l'obiettivo di tutto il festival e quindi anche delle ride che andremo a fare è quello di promuovere la ciclabilità e soprattutto di promuovere la ciclabilità in questo territorio, che è molto particolare perché è un equilibrio molto fragile anche in alcuni casi tra la terra e l'acqua. È proprio questo equilibrio che fonda la nostra città, che ci ha spinto a cercare dei percorsi che valorizzino proprio questo dualismo. Infatti nelle ride che percorreremo saremo quasi sempre accompagnati dall'acqua, quindi avremo a fianco a noi, una volta a destra, una volta a sinistra, a seconda del percorso, sempre dell'acqua. Ci sarà la laguna, ci saranno i fiumi, di cui il Veneto è ricchissimo, che tra l'altro sono fiumi che a breve distanza si possono intercettare perché sono quasi tutti paralleli tra l'altro, quindi insomma riusciamo facilmente a raggiungerli e a percorrerli. Per cui faremo questo giro sempre accompagnati dall'acqua, per poi rientrare nelle due ride principali attraverso proprio la laguna, e quindi godendo anche della vista di Venezia. I percorsi sono dei percorsi tecnicamente chiamati gravel, per cui sono dei percorsi misti, che quindi prevedono sia il percorso di strade, per cui vige sempre l'attenzione e ovviamente il codice stradale. Sono dei percorsi con un fondo sassoso, sterrato, ma anche dei pezzetti molto stretti di single track, quindi con una certa, sì, divertenti, ma bisogna sapere un po' guidare la bici. E così insomma abbiamo cercato di, come è lo spirito grave, di raccordare tutte queste cose. Abbiamo introdotto quest'anno, questa è che vedete è la pianta schematizzata, una ride più piccola, per chi non è avvezzo a fare chilometraggi medio-lunghi come 90 o 140 e che non ha quindi l'ausilio del ferrybot. È una ride che anche questa è stata studiata per collegare in maniera perimetrale le aree verdi della nostra città di terraferma, per cui partiremo dal Parco San Giuliano per percorrere un percorso comune a tutte e tre fino al Bosco di Mestre, che è quello limitrofo alla laguna, molto bello, tra cui è appena stato aperto il ponte nuovo sull'Esellino, quindi siamo facilitati in questo. E arriveremo fino all'aeroporto. Da qui ci addentreremo verso Favaro Veneto per incrociare il Bosco di Mestre, che è questo polmone verde con anche laghetti, insomma molto apprezzabile anche per chi lo vuole semplicemente fare una passeggiata. Ritorneremo verso la via Terraglio, che è quella che porta da Treviso a Mestre, e la attraverseremo e andremo ad intercettare il Dese, che è un piccolo fiume qui vicino, e che ci porterà in zona Martellago, che attraverseremo, e andremo in un altro polmone verde che è il Parco Laghetti, che è un'area recuperata da delle cave
molto, molto datate, che erano servite per fare la tangenziale di Mestre, per cui è stato un recupero anche di questo territorio. E seguiremo un altro piccolo rio che è il Rio Storto per rientrare in zona urbana, che su ciclabili purtroppo, come dice bene Marco, non sempre sono ciclabili, nel senso che sono prima di tutto promiscue, per cui abbiamo i pedoni, e poi soprattutto con attraversamenti di auto, con uscite di auto, per cui sono a volte più pericolose, però noi abbiamo cercato di fare il più possibile un percorso protetto anche in questo senso. E naturalmente l'attenzione ci deve essere sempre, soprattutto sulla parte cittadina, come vi dicevo, e sugli attraversamenti che devono essere fatti bici a mano dove non è previsto. E alla fine diciamo, dell'attraversamento della nostra città, per chi vuole può fare anche un salto in centro a Mestre, perché ci passiamo un po' più vicino alla torre, e alla fine attraverseremo l'Osellino, che è un altro fiume nostro, e faremo ci accompagnerà per una parte di percorso fino a ritornare praticamente a San Giuliano. E questa diciamo che è quella più corta, sono 50 km, è fattibile con tutte le bici, e naturalmente con una certa attenzione a chi pedala su delle bici classiche da città, perché alcuni pezzi di argine ovviamente sono da fare attenzione. Poi se vogliamo far vedere le altre, ecco, allora questa qui è la lunga e la corta, la chiamiamo la lunga e la corta, in realtà non sono né lunghissima né cortissima, perché una percorre 90 km, l'altra quasi 140. Allora, come vi dicevo, c'è una parte comune che arriva fino al Bosco di Mestre, si parte comunque da San Giuliano e si va verso l'aeroporto, poi al Bosco di Mestre le due ride classica e lunga si staccano e vanno verso Dese, che è il borgo di Dese, e poi verso Quarto d'Altino. A Quarto d'Altino intercettano quella che i trevigiani chiamano la restera o il girassile, quindi tutta la ciclabile che percorre il Sile fino a Porte Grandi. Porte Grandi c'è la ciclabile che è molto bella, perché da un lato c'è la laguna, dall'altro c'è il Sile, che ci porta a Caposile. A Caposile le due ride si biforcano, e seguiamo per un attimo la lunga che percorre la Piave Vecchia fino alla Conca d'Intestadura. Qui andrà per una strada verso Musile, riscenderà sulla golena del Piave e risalirà il Piave verso Fossalta. Da Fossalta faremo una sorta di asola, prima verso sinistra e poi verso destra, quindi passando il ponte e andando a 90, per lustrare le golene da tutti e due i lati. E chi farà la ride lunga vedrà la differenza tra l'area gestita dal consorzio, che è perfetta, e quella non gestita, dove ci sono alcune cose un po' più strette, più difficili da passare, però insomma tutto fattibile. Quindi, come vi dicevo, facciamo un'asola sopra Fossalta, passiamo il ponte, andiamo a Noventra, facciamo un altro giro e rientriamo a San Donà sempre per la ciclabile. Passiamo il ponte di San Donà e qui ci sarà un ristoro, e poi scendiamo per il percorso ciclabile del Piave. E qui originariamente saremmo dovuti arrivare ad Eraclea e da qui fare anche arrivare proprio al mare e fare la Laguna del Morto. Però dobbiamo condividere questa giornata di domani con il triathlon, che farà una parte di strada di Eraclea, per cui abbiamo in sostanza condiviso un po' le strade, e quindi noi percorreremo la ciclabile fino a oltrepassare Passerella e risaliremo sull'Argine per rientrare verso Jesolo e riagganciarci
al percorso classico, che nel frattempo avrà percorso tutta la ciclabile dei Salsi, diciamo, che va da Caposile a Jesolo, e ci ricongiungiamo a questo percorso proprio a Jesolo sul ponte, credo sia il ponte della Vittoria, ma non vorrei sbagliarmi. Dopodiché prendiamo il verso Cavallino Tre Porti, c'è tutta una bella ciclabile di via Cristo Re, e poi arriviamo a Cavallino, e qui ovviamente, come abbiamo detto, c'è una ciclabile strepitosa che è a sbalzo sulla laguna e che rappresenta perfettamente il nostro obiettivo, che è quello di percorrere acqua, percorrere la terra vicino all'acqua. Poi andremo con tutte e due le ride al borgo di Lio Piccolo, perché è un borgo veramente bellissimo e è proprio un borgo lagunare da vedere. Noi l'abbiamo detto anche l'anno scorso, lo ripetiamo quest'anno, l'abbiamo scritto dappertutto, è un borgo con una grande fragilità dovuta proprio come è collocato, per cui va percorso fino alla piazza, non va percorso in bici il percorso dietro alla piazza, ma bensì a piedi assolutamente, perché è molto, molto fragile. E in questa zona cercheremo anche di fare una raccolta, anche se io l'ho percorso poco fa, non c'è quasi niente, però insomma cercheremo di avere un'attenzione anche per pulire se c'è qualche plastica abbandonata, con la raccolta plastic free, e poi questo percorso, che è un andata e ritorno, come diceva giustamente il rappresentante del Cavallino, e quindi ritorniamo verso Tre Porti, e da Tre Porti verso Punta Sabbioni, dove ci aspetta l'imbarcazione per rientrare a Venezia. Ultimo tratto che faremo, che sarà molto diverso da quello precedente, che però è esattamente il tratto urbano, cioè quello che va dal Tronchetto e fa di nuovo una bella ciclabile a sbalzo sul Ponte della Libertà, e poi si addentra nella zona industriale di Marghera. E anche qui abbiamo dovuto fare i conti con un piccolo cantiere che sta chiudendo il sottopasso, che per chi c'era l'anno scorso ci portava molto velocemente davanti ai Ficantieri al Parco di San Giuliano, quindi dobbiamo fare una deviazione, attraversare Marghera e il sottopasso della stazione, e poi addentrarci proprio nella parte urbana di Mestre, quindi con ciclabili da attraversare. È una parte comunque da vedere, anche se non altro per interiorizzarla e chissà, magari migliorarla. E niente, io spero che vi resti negli occhi e nel cuore questo territorio che io amo particolarmente, ma tutti noi, e spero che insomma pedagliate bene domani. Grazie.